Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Torna ad essere stabile e per lo più asciutto il tempo sul nostro territorio, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 10 gennaio. Sul Veneto nebbie e nubi basse diffuse un po' ovunque, specie nella prima parte della giornata, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Più spazi soleggiati sul Bellunese e sui settori meridionali della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino foschie e nebbie sulle pianure centro-meridionali della nostra regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata. Più spazi soleggiati sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 7 gradi circa. Spostiamoci infine a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, qualche foschia e nubi basse sulle vallate al mattino, ma migliorerà presto. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 2 e 7 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti deboli nord-occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.